Siamo tornati in studio, è il momento di passare dal Granata del Cittadella al giallo-nero delle Lupe Basket. È iniziato il campionato per le Lupe di San Martino. Sara, andiamo a vedere un po' il quadro di questa prima giornata del campionato di Serie 1 di basket femminile. Sì, certo che sì. Allora, partiamo con Sesto San Giovanni Palermo 70-57, Venezia Torino 81-64, Famila Schio Empoli 73-57, Cossa Masnaga Vigarano 77-83, Battipaglia Fila San Martino 59-71, Lucca Ragusa 54-73 e Virtus Bologna Veroni 76-79. E parliamo di questa prima giornata con Riccardo Andretta, responsabile comunicazione delle Lupe Basket, ma anche con Michele Stefanello, responsabile invece del settore mini basket delle Lupe giallonere, settore dal quale poi emergono le campionesse. Io vado prima da Riccardo. Riccardo, allora, risultato positivo, anche le sensazioni in campo sono state positive? Sì, è stato sicuramente un bel weekend, appunto proprio perché il risultato è stato positivo, questo fa sempre la differenza, ma al di là di questo è stato comunque un fine settimana importante. L'Opening Day è sempre un bel evento, tutte le squadre sono riunite insieme, si è visto del buon basket, partite comunque equilibrate e combattute. E è stato bello anche, è giusto sottolinearlo, il fatto che il palazzetto fosse sempre pieno. Questo non era scontato per una città che comunque non ha una squadra di basket femminile, era campo neutro diciamo, ma in tutte le partite c'era il palazzetto completamente pieno. Per quello che riguarda il Fila è stato un bel risultato sicuramente, si sapeva dalla vigilia che sarebbe stata una sfida ostica, c'erano le solite assenze che hanno caratterizzato anche il precampionato. Le Lupe hanno affrontato la partita col piglio giusto, sono state avanti praticamente per tutta la gara, a parte un passaggio vuoto nel secondo quarto in cui Battipaglia ha messo il naso avanti di un punto per pochi secondi, però poi nel terzo quarto è arrivata il contro-break. San Martino ha sempre avuto una decina di punti di margine ed è stata brava a portare a casa la vittoria. Stiamo vedendo un po' di immagini di questa prima partita nella quale le Lupe di coach Abignetti insomma, hanno portato a casa un'importante vittoria. C'è subito l'occasione per il pubblico giallo-nero di vedere all'opera in casa le Lupe, perché non c'è possibilità di riposo. Si torna in campo a San Martino mercoledì, Riccardo. Sì, esatto, siccome nel prossimo weekend ci sarà la Supercoppa, la seconda giornata è stata anticipata a mercoledì. Appunto sarà l'esordio casalingo al Palasport di San Martino di Lupari alle 20:30, avversaria Costa Masnaga, che è una neopromossa che ieri ha esordito facendo comunque una bella figura contro Vigarano. Ci gioca un ex giallonera come Jory Davis, sarà un bel appuntamento, speriamo che i tifosi possano venire numerosi. Una delle protagoniste invece della sfida vinta contro Battipaglia è Francesca Pasa, sorella peraltro di Simone Pasa, ex giocatore del Cittadella, ora approdato al Pordenone. Abbiamo un'intervista registrata con Francesca Pasa al termine del match, andiamo a sentirla e poi torniamo in studio. Allora Francesca, la prima domanda che mi fanno alla postazione è: quanti minuti hai giocato ieri sera in Serie 2? 42. Oggi 20, domani, quindi meritato il riposo direi. Domani riposo. Bellissima vittoria, voi giovani avete contribuito tantissimo a questa vittoria e questo gruppo sembra veramente unito. Sì, lo è molto unito ed è anche merito dello staff e delle compagne se ci viene dato l'opportunità di giocare anche a noi giovani e di conseguenza di fare del nostro meglio. Battipaglia ha provato a darvi un po' di filo alla torcia e alla fine siete riuscite a essere più lucide nel finale a vincere questa partita, no? Sì, questo è il nostro carattere, la nostra determinazione, quello che vogliamo, lottare fino alla fine e vincere. Timida in campo non lo è assolutamente Francesca Pasa. Che cosa porta a casa, Riccardo, le Lupe Basket da questo weekend, oltre al risultato positivo? Beh, sicuramente l'esordio positivo delle giovani è una delle cose migliori di questo weekend per il Fila. Non solo Pasa, anche Sara Toffolo è stata in campo 20 minuti, conquistando tra l'altro 7 rimbalzi. Ha esordito Elena Giordano, che è una classe 2002, in panchina c'era anche Martina Rosignoli. Tutte e 4 erano impegnate la sera prima a Carugate con la Serie A2, appena finita la partita, che peraltro è andata anche al supplementare. Purtroppo è arrivata una sconfitta come nella prima giornata involata. Appena finita la partita sono state prelevate dalla dirigenza, sono arrivate a Chianciano Terme che erano le 4 del mattino,
il giorno dopo alle 4 del pomeriggio erano di nuovo in campo e abbiamo visto hanno risposto alla grande. Oltre alla loro prova, cosa si porta a casa? E stasera sono ad allenarsi, peraltro. Stasera c'è allenamento perché mercoledì appunto si gioca di nuovo, per cui un tour de force che solo dopo mercoledì consentirà di riposare un po'. Diciamo che è stata una vittoria corale, questo è importante sottolinearlo. Ci sono state 4 ragazze in doppia cifra, altre 2 che quasi ci sono arrivate. Citiamo solo tra le altre la prova di Samantha Ostarello, che tra l'altro è diventata italiana, ha ottenuto il passaporto proprio nei giorni scorsi. C'era anche l'allenatore della nazionale in tribuna, chissà che non possa diventare interessante anche in ottica azzurra. Una cosa che sicuramente ci portiamo a casa, mi piace sottolineare, è l'immagine dei tifosi. Ce n'erano tanti a Chianciano Terme, sono arrivati numerosi. Già prima della partita le lupe sono arrivate in palazzetto, li hanno trovati lì ad accoglierle festanti. Durante la partita hanno sempre fatto sentire il loro tifo. Queste sono cose importanti che alla fine fanno la differenza, che permettono alle giocatrici di dare qualcosa in più, e non possiamo assolutamente che ringraziarli per questo. Io vado da Michele Stefanello perché tra i tanti tifosi in tribuna e che saranno in tribuna anche mercoledì ci sono tante giovani rappresentanti del mini basket, un settore che magari non finisce sotto i riflettori della Serie 1, però è molto importante per la crescita delle giocatrici. Qual è la situazione a San Martino? Siete un po' il fiore all'occhiello nel territorio, ma non solo. Sì, adesso noi abbiamo iniziato le attività con tutti i bambini dai 4 agli 11 anni. Abbiamo le palestre già operative a San Martino di Lupari, a Campretto, a Villa del Conte, a Galliera Veneta, e stiamo accogliendo tutti i nuovi arrivi e quindi insomma è un momento abbastanza frenetico. Frenetico, impegnativo, di soddisfazioni. Ci sono anche collaborazioni con numerose altre società del territorio perché insomma il mondo del basket è molto ampio, ma rimanendo magari isolati si rischia di far poca strada. Com'è il rapporto con le società vicine? Allora, le bambine sono poche che giocano a pallacanestro e quindi c'è la necessità di collaborare con le società maschili fondamentalmente, no? E con queste società collaboriamo e quest'anno abbiamo creato un nuovo progetto di promozione che prevede la diffusione di un fumetto in 20.000 copie nelle scuole primarie che raccontano la storia di 3 giocatrici di pallacanestro. No? Reali oppure... No, sono un fumetto, okay. Sì. È molto carino. Questo per andare a dire un messaggio molto semplice. Pallacanestro è anche per le bambine, perché molto spesso i genitori o anche le bambine stesse pensano che la pallacanestro non è proprio così tanto femminile, ma non è vero. E quindi ecco, abbiamo fatto questo progetto. Il fumetto stesso distribuito nelle scuole è un invito gratuito per tutta la famiglia a venire a vedere una partita delle nostre prime squadre. E non bastasse, abbiamo costituito un concorso perché siamo convinti che il passaparola sia un buon mezzo di promozione, e quindi un concorso per i bambini che portano un amico, un'amica in palestra a giocare a pallacanestro. No? E chi è bravo, chi si distinguerà, potrà ricevere persino una maglia della prima squadra con tutti gli autografi delle giocatrici, e quindi questo crea molte aspettative. No? Indubbiamente. Peraltro ce ne saranno molte anche mercoledì in tribuna a San Martino di Lupari. Riccardo, siamo in chiusura, ricordiamo un po' nel dettaglio che cosa accadrà mercoledì, la seconda giornata di campionato. Seconda giornata di campionato, si inizia alle 8:30, avversaria, dicevo, Costa Masnaga, che è una neopromossa, sarà sicuramente una sfida ostica da non sottovalutare. Le casse aprono già alle 7:30, ricordiamo che l'ingresso è gratuito fino ai 21 anni, ci sono tanti abbonati, ci sarà possibilità di abbonarsi anche mercoledì sera, speriamo che i tifosi possano venire numerosi. Sarà un'atmosfera festosa, io ringrazio Riccardo, ringrazio Michele, ci rivedremo chiaramente lunedì prossimo. Atmosfera festosa come quella vissuta nell'Opening Day a Chianciano Terme, c'erano ovviamente anche le telecamere della Lega Basket, abbiamo preparato per voi una clip per capire insomma qual è l'entusiasmo e le emozioni, quali sono quelle che si vivono a bordo campo in questo campionato straordinario. Vediamole.